Le regioni dell'Adriatico e gli stati confinanti hanno promosso la realizzazione di questo progetto comunitario denominato SHAPE, che ha come partner tutte le regioni adriatiche, dalla Puglia fino al Friuli Venezia Giulia, e al tempo stesso dall'altra parte gli stati della Slovenia, della Croazia, dell'Albania e della Grecia. Stiamo parlando in particolare di un progetto che punta a una valorizzazione di quella che è la qualità delle acque nell'ambito costiero internazionale. Gli scenari che si possono aprire possono essere estremamente qualificanti, quindi un approccio scientifico, professionale su questo argomento penso che può sicuramente dare un contributo molto interessante anche alla pianificazione e alla strategia di questa regione nella materia dell'ambiente. L'ambiente lagunare deve essere inteso come un organismo vitale. A partire dalla primavera arrivano tutti i pesci che si sono riprodotti in Adriatico e trovano nell'ambiente lagunare il sostentamento per la loro crescita e per la loro maturazione sessuale. Le lagune rappresentano quindi una grande risorsa per l'umanità in termini di biodiversità e in termini di supporto alla pesca. Però sono anche ambienti che sono a valle del sistema antropico, quindi utilizzo di determinate aree ad uso esclusivo della molluschicoltura, sono utilizzate per la nautica da diporto. Il maggior impatto tuttavia è legato alle attività che avvengono a monte del sistema lagunare, ovvero gli insediamenti turistici, ovvero l'attività economica, intesa questa attività industriale, e soprattutto l'attività di agricoltura industriale che impatta attraverso le acque sul sistema lagunare. Nell'ambito di questo progetto comunitario SHAPE, l'ARPA Friuli Venezia Giulia si è fatta carico di realizzare un progetto innovativo di monitoraggio degli ambienti lagunari fondato sulla messa a dimora in alcune zone critiche della laguna di sensori che riescono ad analizzare in continuo l'ossigeno, la conducibilità, la temperatura e il pH. Di solito usciamo 2 giorni alla settimana per fare manutenzione sulle 5 boe. Qui il sensore dell'ossigeno, questo che è quello della conducibilità che ci serve a rilevare la salinità. Qui abbiamo invece il pH e la temperatura. Di notte tutto l'ossigeno che è stato accumulato nelle acque viene consumato, arriviamo a cadute importanti e naturalmente questi dati che erano presenti solo perché raccontati, oggi li possiamo dedurre dalle analisi effettuate in particolar modo nelle aree più critiche a basso ricambio idrico. La tutela della biodiversità dell'ambiente lagunare è innanzitutto un'azione di responsabilità delle generazioni presenti nei confronti delle generazioni future.